Il più lungo campionato di eccellenza di sempre arriva all'ultimo atto, ancora 90 minuti e poi ci saranno i verdetti di finali in testa come in coda. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Comunale di Monastir e benvenuti a Cosmoto Monastir Nuorese, gara valida per la 38esima ed ultima giornata del campionato di eccellenza. C'è speranza solo per una delle due squadre, alla fine di questa partita per una delle due tra Monastir e Nuorese sarà retrocessione. È messa un po' peggio la Cosmoto, 33 punti in classifica, terzultimo posto, la necessità di vincere per operare il sorpasso sui rivali odierni, un risultato che porterebbe i campidanesi ai play-out. Per quanto riguarda la Nuorese, stessa esigenza di vincere per poter accedere a una sospirata post-season. Alla Nuorese potrebbe anche bastare il pareggio, sempre che ovviamente il Sant'Elena non batta la Monteponi. In caso contrario potrebbe verificarsi l'ipotesi di uno spareggio appunto tra la Nuorese e il Sant'Elena per poter accedere ai play-out. Play-out che dovrebbero vedere la squadra che chiuderà la stagione al quartultimo posto affrontare il Lanusei, anche se gli ogliastrini nutrono ancora qualche speranza di salvezza diretta. Dovrebbero vincere oggi contro il già retrocesso Arbus e sperare che il Lipunti perda contro il Bosa. A quel punto Lanusei e Lipunti chiuderebbero a pari punti in classifica. La squadra ogliastrina guadagnerebbe il sestultimo posto per la differenza reti e dunque la salvezza diretta. Le squadre sono entrate in campo, entriamo in cronaca. A dirigere le operazioni di gioco è stato scelto un arbitro forestiero, il signor Lorenzo Spinelli della sezione di Cuneo, ad assisterlo nel compito Martino Fadda e Giovanni Meloni della sezione di Carboni. Andiamo con la lettura delle formazioni, partendo per dovere di ospitalità dalla Nuorese che schiera Cocozza, Peana, Pudduti, Dia, Rantuccio, Pirriottu, De Murtas, Nicol, Dem, Animo Bono e Saura. A disposizione di mister Picconi abbiamo Scarcella, Dinardo, Spina, Mastio, Giorgi, Loi, Durantini e Solinas. La risposta della Cosmoto Monastir affidata a Galasso, Aramu, Selva, Rinino, Bergmans, Curreli, Pilloni, Poddesu, Floris, Melis e Cannizzaro. A disposizione di mister Madau abbiamo Azzori, Cossu, Blondi, Secci, Sanna, Basciu, Cic, Pulcrano e Lorenzoni. Squadre che vanno disponendosi in campo. In bianco con inserti azzurri la Cosmoto Monastir, che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Calcio d'inizio che invece verrà battuto dalla Nuorese nel tradizionale verde-azzurro, i colori sociali del club nato nel 1930. In attesa del calcio d'inizio approfittiamo per salutare gli amici di Radio Nuoro Centrale. La partita va anche sulla loro pagina, oltre a quella della Nuorese e di Directa Sport, partita che andrà anche sulle frequenze della radio che da 46 anni racconta Nuoro e il territorio. Ancora qualche istante per il fischio d'inizio, partiti, calcio d'inizio, battuto dalla Nuorese che manovra il primo pallone con T-Dia che prova a sventagliare sulla destra per Dem. Il Monastir che recupera il pallone con Rinino che prova a giocare lungo Linazzi. Si tratta adesso di Rinino che mette di testa il pallone fuori, arriva il fischio dell'arbitro per un'irregolarità commessa da Bubadem. Si riparte con un calcio di punizione per la Cosmoto Monastir sul pallone Nicola Curreli, maglia numero 6, il pallone lungo a cercare Melis che lotta al centro dell'area di rigore, poi in qualche modo arriva Silvio Puddu a mettere il pallone in fallo laterale. Si porta in attacco la Cosmoto fin dalle prime battute con Selva sul punto di battuta di questo fallo laterale dalla sinistra. Servito Floris che prova a destreggiarsi tra Dem e Nicol che gli portano via il pallone. Nicol fa ripartire verso Animo Bono, la novità di Picconi. Animo Bono va via a Rinino, poi corre più del pallone, viene fermato da Pilloni che serve Rinino, da questi a Melis, palla che finisce in fallo laterale. La rimessa è per la Cosmoto Monastir. È andato via il primo minuto di questa
sfida a salvezza tra Monastir Cosmoto e Nuorese, il risultato ovviamente ancora sullo 0-0. Qui è Selva che sbaglia il lancio, che viene intercettato per un attimo da Alessio De Murtas, ma riesce comunque a distendersi la Cosmoto Monastir con Tidia che interrompe questa linea di passaggio. Qui De Murtas fermato da Aramu, forse fallosamente, non dello stesso avviso il signor Spinelli. Ancora Monastir in possesso palla con Currelli, il suo lancio viene intercettato da Nicol, quindi Tidia che ci prova dalla distanza. Nuorese che in questo primo tempo gioca in favore di vento, il tiro di Tidia finisce a fondo campo, l'ha osservato uscire Enrico Galasso. Si riparte dalle retrovie ancora con la Cosmoto Monastir e con Aramu che lancia in profondità nella zona di Floris, pescato in fuorigioco. Aveva comunque chiuso in anticipo il numero 5 della Nuorese, Joachim Rantuccio, che gioca a corto su Peana. Da Peana il lancio lungo a pescare Bubadem, l'anticipo di Angel Selva che mette il pallone in fallo laterale sul settore di destra. Viene avanti Puddu per la Nuorese. Ancora qualche secondo per la battuta di questo fallo laterale. Puddu ancora su Tidia che pensa un'altra volta al tiro che viene effettuato da Nicola. Ancora Nuorese al tiro in questo inizio di gara, secondo tiro dalla distanza. Stavolta ci ha provato Abdoulaye Nicol che ha messo il pallone praticamente nella stessa zona in cui aveva calciato Tidia. Tidia che adesso recupera questo pallone, poi prova a servire Pirriotu. Non era facile l'aggancio del giocatore della Nuorese che regala la rimessa laterale al Monastir da Aramu a Melis, quindi lo scambio con Cannizzaro che prova ad andare via Pirriotu che lo mette giù. Calcio di punizione in favore della Cosmoto Monastir, tre quarti campo di destra, sul pallone Alessandro Aramu e Manuel Rinino. Dovrebbe essere il numero 4 l'incaricato alla battuta di questo calcio di punizione, mentre vengono avanti i saltatori dalle retrovie per la Cosmoto. Vediamo se Rinino andrà a battere verso il centro, difesa molto alta della Nuorese, il pallone al centro, ci prova Melis da centro area, non riesce a centrare lo specchio della porta. Ha avuto forse troppa fretta di calciare il numero 10 della Cosmoto Monastir, che non ha aspettato che il pallone venisse un po' giù, e dunque prima conclusione verso la porta di Cocozza anche per la Cosmoto Monastir. Avvio vivace di partita, entriamo nel quinto minuto qui al Comunale di Monastir, 0-0 tra Cosmoto e Nuorese. Qui per un attimo Cannizzaro aveva intercettato questo pallone che viene poi giocato da Peana. Puddu gioca lungo linea, attenzione ad Animo Bono che prova con lo stop a seguire, a guadagnare l'area di rigore. Attenta alla chiusura di Currelli, ma buona giocata questa del giovane 2006 della Nuorese Daniel Animo Bono, appena 17 anni per lui. Sale intanto alla bandierina di destra Antonino Pirriotu, probabilmente conclusione mancina a rientrare, quella del numero 6, terzino sinistro della Nuorese. Vengono avanti Peana e Rantuccio in mezzo all'area di rigore. Vediamo anche Tidia, il cross verso il centro, mette fuori un giocatore della Cosmoto Monastir verso l'altra bandierina. Ci sarà semplicemente rimessa laterale in zona d'attacco, settore sinistro per la Nuorese. Pirriotu si fa tutto il campo per andare a battere questa rimessa. Non restano i centrali della Nuorese dentro l'area di rigore, con Peana che ha riguadagnato la posizione difensiva. Qui un fallo ai danni del numero 11 Cannizzaro, il calcio di punizione in favore della Cosmoto Monastir, con Bergmans che va a sistemare il pallone, lascia poi a Enrico Galasso, l'ex portiere del Tortolì, invita i suoi compagni a salire. Osserva il piazzamento dei compagni Galasso che poi batte lungo nella zona di Rantuccio. Floris prova a guadagnare posizione con la testa e poi c'è il tiro da parte di Cannizzaro. Si è girato prontamente e ha scaricato un mancino che è terminato non troppo lontano dal palo della porta difesa da Cocozza. Possiamo dire che questa è davvero la prima vera occasione della partita, se l'è costruita
dal nulla Alessio Cannizzaro, anche lui un fuoriquota classe 2003 della Cosmoto Monastir. Qui il rinvio di Cocozza che supera tutti, quindi De Murtas viene anticipato dall'intervento di Aramu, prova a mettere ordine Rinino sulla pressione dello stesso De Murtas, prova a ripartire il Monastir, lo fa in velocità con questo lancio lungo nella zona di Floris e in anticipo Rantuccio, che poi rischia qualcosa perché cerca di mettere il pallone in fallo laterale, gli tocca il pallone Floris, la palla finisce comunque in out, ma a 20 metri più indietro nei pressi della bandierina osserva l'assistente il corretto posizionamento di Pirriottu per la battuta di questa rimessa laterale, pallone lungo linea, c'è Selva che anticipa tutti, poi Etidia che rilancia in avanti dove Currelli deve controllare sulla pressione di Saura, attenzione al liscio clamoroso di Galasso sul retropassaggio di Currelli. E il Monastir deve ricordarsi che gioca il primo tempo contro vento e queste traiettorie possono essere insidiose. Calcio d'angolo per la Nuorese con De Murtas sulla battuta, traiettoria ad entrare, ma De Murtas scarica su Animo Bono, vediamo che Animo Bono entra in area di rigore, va a contrasto con Floris, finisce a terra il giocatore della Nuorese, non c'è niente e dunque si ripartirà dalla rimessa dal fondo. Signor Spinelli, che va a sincerarsi delle condizioni di Animo Bono, ferma il gioco il direttore di gara, vediamo se si rende necessario l'intervento dalla panchina della Nuorese. Sembra non essere niente di grave per Animo Bono, che ha subito un colpo al volto nel contrasto con Floris, che è andato a dare una mano in difesa. Brividi anche per la Cosmoto sul retropassaggio di Currelli, che poi Galasso ha svirgolato in calcio d'angolo. Nuorese ancora in avanti con Puddu, viene fermato Puddu, prova a distendersi in velocità la Monastir con Melis che lancia in avanti dalle parti di Pilloni. Qui Cannizzaro vince il contrasto con Rantuccio, la mette dentro per Floris, Cocozza, ma c'è ancora la possibilità per Pilloni che calcia addosso a un giocatore della Nuorese. Ancora Monastir in possesso di palla con Rinino, il tiro ribattuto, ci ha provato Floris ma Cocozza si è disteso benissimo alla sua destra andando a impattare il pallone. Grande occasione per la Cosmoto Monastir, ma avvio veramente ad alta intensità, ma non poteva essere altrimenti, perché nessuna delle due squadre può permettersi il pareggio, anche se dà qualche margine alla Nuorese, ma entrambe le squadre devono cercare di portare la partita sui binari giusti. Qui Pirriottu lancia in avanti dalle parti di De Murtas, ottimo aggaggio di Animo Bono, scusate, per De Murtas, poi un rimpallo favorisce la giocata di Daniel Animo Bono. Sono entrati con molta personalità i giovani della Nuorese, in particolare Alessio De Murtas e Daniel Animo Bono, ma fa paura al Monastir con queste ripartenze veloci che hanno già portato 2 volte la squadra campidanese al tiro. Intanto pallone che spiove, Pirriottu di testa, quindi arriva Bergmans che mette in movimento Melis, a spazio per servire Cannizzaro. Cannizzaro prova a spuncare tra 2 giocatori della Nuorese, Nicol gli mette il pallone in fallo laterale, la rimessa è per il Monastir, batte prontamente Aramu che serve Cannizzaro, quindi attenzione perché vince il rimpallo Poddesu, a cui poi viene contestato un fallo di mano. Le proteste di Poddesu, che era riuscito a vincere il rimpallo e a portarsi dalle parti di Cocozza. Tutto fermo per l'arbitro, si riparte con il calcio di punizione in favore della Nuorese con Puddu che lancia in avanti dalle parti di Saura, la sua sponda non trova maglie verde-azzurre, anche se Dem poi si impegna a recuperare questo pallone mettendo in difficoltà Selva che mette il pallone in fallo laterale. Dem lascia a Puddu l'incombenza di questa rimessa dal settore di destra, servito ancora Buba Dem che va via con un gioco di gambe, poi ritorna Dem, area di rigore, le serpentine, il tiro di Dem viene ribattuto, quindi c'è Tidia che gioca su Puddu, pallone al centro, tenta l'acrobazia De Murtas, non era facile, non impatta il pallone il numero 10 della Nuorese e sfera che finisce a fondo campo. Ci sarà la rimessa. De Murtas che oggi gioca con la maglia numero 10, che solitamente è la maglia del capitano Fabio Cocco, assenza pesante in casa nuorese.
Cocco è stato ammonito nell'ultima partita con il Ghilarza, era diffidato, per lui è scattata la squalifica in una partita così importante. Intanto Pirriottu protegge l'uscita del pallone in fallo laterale, la rimessa verrà effettuata dallo stesso numero 6 della Nuorese. Nicol offre un passaggio corto, ma poi Pirriottu va da Saura che viene anticipato, recupera Nicol può giocare il pallone, andare sulla sinistra, nel frattempo è finito a terra un giocatore del Monastir, ma ha recuperato Rinino si ferma, De Murtas gli ruba palla, l'arbitro non ha fischiato l'interruzione del gioco, qualche scintilla in campo, Rinino aspettava il fischio dell'arbitro per prestare i soccorsi al compagno finito a terra per un colpo al volto. Intanto si chiariscono i giocatori in campo quando siamo entrati nel 13° minuto di gioco qui al Comunale di Monastir, ancora 0-0 tra Cosmoto e Nuorese. Qui Nicol restituisce il pallone che poi Aramu appoggia dalle parti di Galasso, da questi a Curreli, manovra dal basso la Cosmoto con Poddesu che gioca su Selva, quindi di prima intenzione prova ad aprire Pilloni, intercetta Tidia lancia verso De Murtas che non arriva sul pallone, non ci arriva neanche Pirriottu, regalata di fatto la rimessa laterale alla Cosmoto Monastir che riparte con Rinino che scambia con Aramu che alza un campanile che finisce direttamente in fallo laterale. Stavolta la rimessa è per la Nuorese, è per Antonino Pirriottu che batte dall'altezza della linea di metà campo, quindi Tidia prova a servire De Murtas, pallone che non arriva a destinazione ma Nicol può aprire sulla destra per Puddu prova a metterla al centro, pallone ribattuto, se ne impossessa Melis che fa partire Pilloni dall'altra parte, Pilloni l'uno contro uno con Peana, cerca di guadagnare l'area di rigore, Pilloni gli tocca via il pallone Andrea Peana, glielo mette in fallo laterale, la rimessa è affidata alla Cosmoto Monastir che batte diversi metri dietro con Selva, qui la pressione di Bubadem su Poddesu, altra rimessa laterale in favore della Cosmoto con Melis che controlla il pallone sulla pressione di Nicol, poi Dem gli ruba il pallone, Melis commette fallo, respira la Nuorese, calcio di punizione in favore della squadra barbaricina con Puddu che lascia la battuta a Peana, il lancio lungo di Peana viene intercettato da Selva, quindi Poddesu dalle parti di Nicol, anticipato da Melis, subisce la carica del numero 8 della Nuorese che commette fallo, calcio di punizione in favore del Monastir che riparte da Bergmans che gioca su Aramu, da questi a Cannizzaro, arriva Aramu in sovrapposizione, Cannizzaro si mette in proprio, poi scarica proprio su Aramu, il duello con Pirriottu, perde il tempo della giocata il numero 2 della Cosmoto Monastir che poi gioca ancora indietro per Cannizzaro che mette il cross col sinistro, Rantuccio la mette fuori e poi Tidia a perfezionare il disimpegno. C'è intanto un duello fisico tra Bergmans e Saura, lo ignora l'arbitro, continua la Cosmoto Monastir con Rinino che gioca dalle parti di Bergmans, quindi Aramu, controllo difficoltoso ma riesce comunque a servire Cannizzaro che si gira bene su Pirriottu, la trattenuta piuttosto evidente del terzino sinistro della Nuorese su Cannizzaro, sicuramente uno dei più positivi del Monastir in questo avvio di gara. Calcio di punizione per la squadra di casa con Bergmans sul pallone, la battuta di Bergmans verso il centro, qui c'è il colpo di testa due volte a parte, se non andiamo errati, di Curreli, poi Tidia mette fuori, De Murtas si impegna per recuperare questo pallone, ci riesce, va via De Murtas ad Aramu che riesce a tornare su di lui, poi il passaggio all'indietro di De Murtas per Tidia, Saura non si chiude il passaggio con Animo Bono, mette fuori Curreli dalle parti di Pirriottu che colpisce di testa nella zona però di Rinino, Rinino mette in avanti per Floris, quindi Cannizzaro ancora per Floris che lascia correre per Melis, si gira Melis, ha spazio per il tiro, si tratta di Pilloni, Cozza respinge e poi un po' in difficoltà la Nuorese nel mettere fuori questo pallone che diventa ancora buono per Manuel Rinino che lungo linea cerca di servire un compagno, Floris pescato in posizione di fuorigioco, non è d'accordo il numero 9 della Cosmoto Monastir.
con questa segnalazione dell'assistente che opera sotto la nostra postazione. Calcio di punizione per la Nuorese. Sul pallone abbiamo Cocozza, mentre siamo al 17° minuto di gioco e il risultato è ancora fermo sullo 0-0 qui al Comunale di Monastir tra Cosmoto e Nuorese. Qui il pallone buono per Bubadem, Bubadem prova il sinistro, viene ribattuto da Poddesu che poi disimpegna servendo Rinino. Da questi a Floris, spalle alla porta, ancora per Rinino, il pallone in avanti a cercare Floris con il numero 9. Si trattava di Melis, il giocatore che aveva ricamato questo pallone. Floris pescato in evidente posizione di fuorigioco, stavolta nessuna protesta, la chiamata era sicuramente buona. Tanto Peana lancia lungo a cercare Animo Bono che smista dalle parti di Bubadem, quindi Puddu alimenta l'azione, c'è Currelli di testa, Nicol non aggancia il pallone, arriva in suo soccorso Tidia che gioca all'indietro per Rantuccio, servito De Murtas, il duello con Aramu, alla meglio il difensore del Monastir ma solo per un momento perché De Murtas recupera il pallone provvidenziale, la chiusura di Bermans ma ancora Nuorese in avanti con Dem, ci prova Bubadem, non è una buona conclusione, non ci sono nemmeno deviazioni e dunque si riparte con la rimessa da fondo campo per Enrico Galasso. De Murtas aveva conquistato un prezioso pallone al limite dell'area, è stato bravo Bergmans ad andare a chiudere prima che De Murtas potesse involarsi verso la porta di Enrico Galasso che adesso richiama i suoi compagni e rinvia, palla che supera la linea di metà campo, viene colpita di testa da Nicol, c'è Saura alla caccia del pallone, il duello con Selva, la meglio Saura, ma c'è il fallo in attacco dell'attaccante argentino della Nuorese, dunque calcio di punizione in favore della Cosmoto. Intanto gioco fermo, Saura viene ripreso dal signor Spinelli, forse qualche parola di troppo per l'attaccante argentino della Nuorese, esce dalla propria area di rigore Enrico Galasso che batte corto su Bergmans ma serviva l'autorizzazione dell'arbitro per riprendere il gioco, autorizzazione che arriva in questo momento. Galasso sceglie Currelli, Currelli lancia in profondità a cercare Floris, il duello di Floris con Puddu, riesce a girarsi bene Luca Floris su Puddu, guadagna la bandierina, pallone al centro, c'è Cannizzaro, chiude come può la difesa della Nuorese, esce Cocozza ma è arrivato anche il fischio dell'arbitro a comandare un calcio di punizione in favore della squadra barbaricina per un fallo in attacco di Cannizzaro che nel tentativo di prendere posizione ha forse spinto un avversario. Cocozza chiama tutti i suoi a salire, batterà a lungo il portiere della Nuorese che mette dalle parti di Saura, anticipato dall'uscita di Currelli che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa è per la Nuorese sul settore di destra con Silvio Puddu, Puddu cerca lungolinea Bubadem che prova a girarsi su un avversario, non c'è fallo, c'è anzi il fallo di mano di Dem che si stava prendendo la punizione da solo, non era arrivato il fischio del direttore di gara, è arrivato dopo che Dem ha preso il pallone con le mani. Calcio di punizione per la Cosmoto Monastir, come al solito esce dai propri pali Enrico Galasso per la battuta. Galasso sceglie il settore di sinistra e fa male perché mette il pallone in fallo laterale, dall'altra parte c'era Cannizzaro che aveva molto spazio, è stato ignorato dal suo portiere. Riparte la Nuorese con Puddu che ancora una volta cerca il servizio lungolinea dove si era avvicinato anche Saura, oltre a Bubadem, altra possibilità per Puddu dalla linea dell'out, servito Nicol che viene anticipato dall'intervento di Matteo Pilloni che mette il pallone in fallo laterale, altra rimessa con Dem che non riesce a controllare, lo anticipa Rinino che prova a distendersi, porta a palla Rinino, un cost to cost del numero 4 della Cosmoto, quindi c'è Floris che scarica su Cannizzaro, pallone di ritorno per Floris che viene affrontato da Rantuccio, il duello tra i due e ci sarà calcio d'angolo in favore della Cosmoto, l'ultimo a toccare il pallone è Joaquin Rantuccio. Sul pallone Cannizzaro che gioca a corto su Melis, da Melis ancora per Cannizzaro, ha spazio Cannizzaro per mettere il pallone sul sinistro, cerca il secondo palo, la prende di testa Nicole, poi Animo Bono perfeziona il disimpegno, ancora Monastir in avanti con Cannizzaro che lascia scorrere
scintille tra Cannizzaro e De Murtas, che voleva prendersi questa rimessa cercando di ingannare l'arbitro. Si chiarisce De Murtas con il direttore di gara, è andato su tutte le furie invece Alessio Cannizzaro, che aveva protetto l'uscita del pallone. Palla per Aramu serve Melis, spalle alla porta, affrontato da Pirriottu e De Murtas, altra rimessa laterale per la Cosmoto. Qui il pallone era quasi buono per Cannizzaro, quindi Aramu, serie di batti e ribatti, e Rantuccio guadagna una rimessa laterale in favore della Nuorese. Pallone per Pirriottu, attende che qualche compagno si faccia vedere. La rincorsa di Pirriottu che batte potente lungolinea per Saura, la spizzata di Saura per De Murtas, anticipato dall'intervento di Bergmans, quindi Nicol vince il duello aereo, serve Animo Bono, da Animo Bono a Rantuccio, la sventaglia in avanti verso Dem, qui la chiusura di Selva, un po' in difficoltà il Monastir in questa chiusura, rimedia Currelli, quindi Pilloni prova a prendersi questo pallone, lo anticipa Nicol che mette in avanti, non ci arriva Saura neanche stavolta, pallone per Bergmans che apre sulla destra dove è in anticipo Pirriottu che serve De Murtas, ricama bene questo pallone De Murtas servendo TD, a qui un rimpallo, poi Nicol alza il campanile, duello aereo tra Aramu e De Murtas, qui poi l'anticipo di Bergmans su Saura e quello di Pirriottu su Aramu, rimessa laterale in favore del Monastir. Poca lucidità in questa fase del match, abbiamo superato la prima metà del primo tempo, ancora 0-0 al comunale tra Monastir e Nuorese. Qui l'apertura di Rinino è fuori misura, non era cattiva l'idea del numero 4 del Monastir, ma palla che è arrivata direttamente dalle parti di Cocozza che mette in movimento Saura e in anticipo Currelli e mette il pallone non in fallo laterale perché viene recuperato da Pilloni. Il duello con Bubadem, palla che finisce in out, la rimessa è per la Nuorese, arriva il fischio dell'arbitro perché Pilloni ha avuto la peggio nello scontro fisico ed è rimasto a terra il numero 7 della Cosmoto Monastir. Va a sincerarsi delle sue condizioni il signor Lorenzo Spinelli della sezione di Cuneo. Qui Nicol tocca su TD, da questi a De Murtas chiama l'azione Animo Bono, facile però per Galasso intercettare questo pallone alto. Galasso riparte da dietro servendo Bergmans, il pallone lungo, qui Melis contrastato da TD, per un attimo aveva recuperato palla la Nuorese con Animo Bono, palla che finisce in fallo laterale, la rimessa e ancora per la Cosmoto Monastir. Qui Pirriottu vince il duello con Cannizzaro, mette il pallone in fallo laterale, la rimessa ancora per la Cosmoto con Floris che protegge il pallone, prova a mettere in movimento Cannizzaro, la chiusura di Rantuccio che mette in movimento Saura, anticipato da Bergmans, ma può partire ancora la Nuorese con Bubadem, pallone che non finisce in fallo laterale per intervento di Selva che mette in movimento Poddesu, fermato da Animo Bono, ma ancora Cosmoto Monastir, qui non aggancia Melis, ci arriva invece Pirriottu, altro lancio lungo a cercare Saura, altro anticipo stavolta di Currelli, quindi Poddesu mette in movimento Cannizzaro, l'1 contro 1 di Cannizzaro con Pirriottu, tenta il servizio per Melis, è arrivato TD a chiudere e guadagna anche la rimessa laterale il numero 4 della Nuorese per l'intervento di Aramu. Si va dunque sull'out di sinistra, Pirriottu lancia lungo dove c'è Saura riesce a toccare per Animo Bono che poi aveva tentato una sponda per De Murtas che non è arrivata a destinazione, tutto facile anche stavolta per Enrico Galasso che prende il pallone con le mani, osserva il piazzamento dei compagni, 4 uomini sulla prima linea della Cosmoto Monastir, il vento qui sporca la traiettoria al pallone, lo intercetta TD, poi De Murtas forse non si capisce con Saura che andava a chiedere un pallone più sui piedi, il pallone di De Murtas viene intercettato dalla difesa della Cosmoto che riparte con Selva, il lancio in avanti di Selva fermato da Peana, quindi Cocozza lancia lungo, c'è Rinino che si impossessa del pallone, va via ancora Rinino che tenta l'imbucata per
Floris, se non andiamo errati, troppo lungo il passaggio, esce Cocozza, fa sua la sfera, rimette sulla destra dove c'è Silvio Puddu, altro lancio lungo a cercare nessuno in realtà, perché non ci sono maglie verdi azzurre, viene facilmente intercettato dalla Cosmoto. Qui Poddesu gioca su Selva, da Selva a Melis, a spazio Melis, Tiddia va in interdizione, felice interdizione di Tiddia, qui la brutta entrata di Poddesu su Animo Bono e arriva il primo cartellino giallo della partita a carico di Federico Poddesu della Cosmoto Monastir. Tutto questo quando siamo al 27° minuto del primo tempo qui al Comunale. Stiamo prendendo nota intanto di questa ammonizione. Calcio di punizione intanto per la Nuorese sul pallone Andrea Peana, è arrivato il fischio dell'arbitro, perde qualche secondo il numero 2 della Nuorese per dissettarsi, riparte la squadra verde-azzurra con il lancio al centro di Peana, qui una spinta evidente, rischia qualcosa Bergmans su Saura, ma Nuorese ancora in possesso palla con De Murtas che la mette al centro, non ci arriva Boubadem, aveva provato a tagliare davanti a Selva il giocatore gambiano della Nuorese, non è riuscito a intercettare il pallone che finisce a fondo campo, la rimessa ancora per Enrico Galasso che fa salire i compagni, si gioca su Bergmans per Aramu, da Aramu a Canizzaro che lascia scorrere ma il pallone finisce in fallo laterale, rimessa per la Nuorese con Pirriottu gioca su Animo Bono, da questi a De Murtas riesce ad andare via, va al tiro De Murtas, palla sul fondo, ci sarà calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione sul tiro del numero 10 della Nuorese, si va alla bandierina di destra e l'incaricato alla battuta è Antonino Pirriottu che si avvicina con una corsetta leggera alla bandierina appunto di destra, traiettoria mancina a rientrare per Antonino Pirriottu. Vengono avanti i saltatori della Nuorese, abbiamo Rantuccio, c'è Peana, vediamo anche Tiddia e ovviamente Saura a sfruttare i centimetri. 8 giocatori della Cosmoto a presidiare l'area di rigore, qui il colpo di tacco di Peana, ci sarà di nuovo calcio d'angolo, palla che è stata messa all'altezza del primo palo, nuovo tiro dalla bandierina in favore della Nuorese, altra conclusione bassa, pallone che sfila e vediamo che sarà nuovamente calcio d'angolo in favore della squadra verde-azzurra con il solito Pirriottu, vediamo se stavolta riuscirà a sollevare il pallone, va Pirriottu, pallone verso Saura, scavalcato, palla che finisce sul fondo dall'altra parte, ci sarà rimessa in favore della Cosmoto e può ripartire velocemente con Aramu inseguito da Saura. Aramu lancia in avanti dove non ci sono maglie bianche, c'è invece Rantuccio che controlla il pallone, lo serve a De Murtas ingaggia l'1 contro 1 con Aramu che non abbocca alla finta ma non riesce a tenere il pallone in campo e dunque rimessa laterale in favore della squadra allenata da Francesco Picconi. Qui lo scambio tra Pirriottu e Tiddia, qualche problema sul pallone di ritorno, qui Pirriottu un po' di mestiere, guadagna un calcio di punizione sull'entrata di Melis, calcio di punizione in favore della squadra verde-azzurra, lo stesso Pirriottu sul pallone. Vediamo se il terzino sinistro della Nuorese metterà verso il centro dell'area. Arrivano Nicol e Tiddia sulla linea dell'area di rigore, pallone messo al centro, Nicol dalle parti di Boubadem e in anticipo Selva che alza un campanile su cui torna Boubadem che prova a destreggiarsi intorno a 3 giocatori della Cosmoto, forse cede un po' nel dribbling Dem che però riesce a tenere il pallone, lotta Dem ma poi lo recupera la Cosmoto Monastir con Selva che mette in fallo laterale, caparbia l'azione di Boubadem, qui Animo Bono dall'altra parte riesce a servire Dem, Dem all'indietro per il cross di Puddu, c'è Saura che lascia scorrere, Aramu anticipa De Murtas, brividi per la Cosmoto Monastir che adesso però prova a ripartire con Floris che non riesce però a tenere il pallone
in campo. La rimessa è per la Nuorese, qui Saura anticipato da Curreli che mette fuori, quindi TD ha provato a limitare l'azione della Nuorese, la sponda di Saura a cercare De Murtas, passaggio complicato per Animo Bono, ancora Nuorese in avanti però con questo invito ancora per De Murtas, chiude bene su di lui Aramu, prova a ripartire Cannizzaro, forse con un braccio, se ne accorge l'arbitro, calcio di punizione in favore della Nuorese, batte velocemente Pirriottu che serve De Murtas, il traversone al centro, scavalca sia Saura che Dem, pallone che finisce a fondo campo e la rimessa è per la Cosmoto Monastir quando siamo al 32esimo minuto di gioco nel corso di questo primo tempo di questa gara ad alta tensione, ad alto tasso emotivo tra Cosmoto Monastir e Nuorese, ancora 0-0 ed è un risultato che almeno in maniera parziale serve alla Nuorese almeno per andare alla post season, poi se saranno subito playout o spareggi dipenderà dalla partita con Sant'Elena, non serve invece alla Cosmoto che occupa il terzultimo posto in classifica, con questo risultato sarebbe retrocessione, ma la gara è ancora lunga, c'è più di un'ora di gioco ancora e abbiamo visto come questa partita si accende all'improvviso con alcune occasioni da una parte e dall'altra. Per onor di cronaca va detto che la Cosmoto ha sfiorato il gol in un maggior numero di occasioni e con maggior pericolosità, soprattutto nella parte iniziale della gara. Adesso sembra aver preso campo la Nuorese, qui Cannizzaro protegge su Pirriottu che commette fallo, calcio di punizione per la Cosmoto Monastir. Sul pallone arriva il solito Enrico Galasso che invita i suoi compagni a salire, chiede all'arbitro lumi sulla posizione. Enrico Galasso che adesso lancia lungo verso Cannizzaro, pallone che finisce direttamente in fallo laterale tra il disappunto del pubblico di casa. Batte Pirriottu la rimessa verso Saura, qui Bergmans anticipa tutti, poi Animo Bono, tocca per Nicol, da Nicol a Tiddia, viene toccato il passaggio per De Murtas, guadagna una rimessa laterale la Nuorese con il numero 6 Pirriottu, da Pirriottu a Saura e in anticipo netto Aramu, Nuorese che comunque guadagna un'altra rimessa laterale, qui Pirriottu gioca corto su Animo Bono, si accentra Animo Bono che poi gioca su Tiddia, Tiddia va via Arinino, mette il pallone al centro per Saura, anticipato ma la palla è ancora buona per Pirriottu che prova a guadagnare la linea di fondo e guadagna il calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra. Sembrava aver perso il tempo per il cross Antonino Pirriottu, è riuscito comunque a incrociare le gambe di un avversario, calcio d'angolo per la Nuorese. La battuta di De Murtas, Peana alla spizzata e poi attenzione perché ci ha provato Buba Dem, palla che ha ballato pericolosamente davanti all'area piccola di Galasso, vicinissimo al gol la Nuorese, qui Rantuccio indugia troppo, poi De Murtas e la palla sulla traversa, la palla che è andata ad accarezzare la traversa e tiro a giro di Alessio De Murtas, occasionissima per la Nuorese. Con il suo numero 10, 35 minuti di gioco, avevamo detto che la Cosmoto Monastir si era fatta preferire per quantità e qualità delle occasioni, questa possiamo dire che invece è la più grande occasione avuta dalla Nuorese, le più grandi perché sono state due in realtà le occasioni avute dalla squadra verde-azzurra, prima con Dem che non ha trovato la deviazione vincente da pochi passi e poi con De Murtas, il suo tiro a giro che è andato ad accarezzare la traversa, ancora De Murtas, si gira bene su Aramu, De Murtas entra in area di rigore, ancora De Murtas, Galasso con i piedi alla garella, Enrico Galasso sventa una grande occasione per la Nuorese, adesso prova a distendersi il Monastir con Floris che fa partire Cannizzaro, Pirriottu spaventato per evitare problemi mette in fallo laterale, si è accesa nuovamente la partita, 3 occasioni per la Nuorese nel giro di nemmeno un minuto forse. Qui ancora il Monastir con Melis che tenta l'imbucata per Cannizzaro, non era facile questo pallone, Cannizzaro ha provato a rincorrerlo ma era decisamente fuori misura l'invito di Melis e quindi
palla a fondo campo e Cocozza va a sistemarlo sul limite dell'area piccola. Gara di grandi emozioni oggi qui a Monastir, buona cornice di pubblico, ovviamente nei limiti della capienza consentita, qualche tifoso che è andato a sistemarsi dalla parte opposta, dove la visuale magari non sarà quella della tribuna ma comunque sufficiente per poter mettere la presenza. Qui Puddu fa rimbalzare il pallone su un avversario, guadagna una rimessa laterale la Nuorese. Puddu lungolinea per Bubadem, la spizzata non raggiunge Saura, prova a distendersi la Cosmoto con Bergmans che qui sbaglia tutto, gli ruba palla De Murtas spinto da Rinino, attenzione perché rischia qualcosa il mediano del Monastir, cartellino giallo in mano per l'arbitro. E viene ammonito anche Rinino, che ha provato a mettere rimedio a un errore piuttosto evidente di Bergmans, che si è fatto soffiare il pallone da Alessio De Murtas. E quindi secondo cartellino giallo. Entrambi i centrocampisti centrali del Monastir sono finiti sul taccuino del signor Lorenzo Spinelli della sezione di Cuneo. Calcio di punizione per la Nuorese. Siamo tra i 25 e i 30 metri, sul pallone ci sono 3 giocatori verde-azzurri, vediamo Nicol, vediamo Peana e forse il terzo giocatore è Pirriottu che offrirà una soluzione mancina. Vediamo chi andrà alla battuta, va Pirriottu, Galasso non azzarda la presa, il tiro era centrale, non si fida Galasso che mette il pallone oltre la linea di fondo. Altro calcio d'angolo per la Nuorese, ancora Pirriottu sul punto di battuta. Siamo sulla bandierina di destra, lo diciamo sempre a beneficio di chi ci segue sui 101 di Radio Nuoro Centrale, mentre siamo in diretta sulla pagina della radio, su quella della Nuorese, su quella di Directa Sport. Qui il cross di Pirriottu messo fuori dalla difesa del Monastir, prova TD a calciare, perde l'attimo, ma attenzione perché adesso è interessante questa ripartenza per Cannizzaro. Qui De Murtas fa valere la sua velocità e poi è Puddu a calciare in avanti perché c'era il rischio che il Monastir potesse partire in contropiede. Era un po' scoperta la difesa della Nuorese in questa circostanza. Qui Galasso lancia in profondità, troppo in profondità, lancia verso la sua panchina regalando una rimessa laterale in favore della Nuorese. Nicol fa rimbalzare il pallone su Melis, altra rimessa laterale in favore della squadra verde-azzurra. Nicol lancia in profondità, c'è Animo Bono che ha la possibilità di metterla dentro per Saura, il duello fisico con Currelli, subentra nell'azione di Murtas ma c'è il fallo di Saura e il calcio di punizione stavolta in favore della Cosmoto Monastir per il fallo in attacco dell'attaccante argentino della Nuorese. Ancora Galasso che chiama i suoi a salire, vuole battere lungo l'ex portiere del Tortolì, oggi in forza alla Cosmoto Monastir Enrico Galasso, gioca poi corto su Selva, ancora lì dietro per Galasso. Abbiamo già visto come questi passaggi sono molto rischiosi, il Monastir gioca contro vento e ogni tanto sembra dimenticarsene la squadra di casa. Qui regalata una rimessa laterale alla Nuorese, ma è davvero il minimo sindacale perché era davvero pericolosa questa traiettoria disegnata da Selva a beneficio del suo portiere. Qui Tiddia gioca su Pirriottu, il suo cross finisce direttamente a fondo campo. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, recupero escluso di questo primo tempo, ancora 0-0 qui al Comunale di Monastir tra Monastir Cosmoto e Nuorese. Non possiamo dire di esserci annoiati in questi primi 40 minuti, gara a grande intensità, ben giocata dalle due squadre e forse magari sia da una parte che dall'altra potrebbe anche esserci quel sano rimpianto per non aver giocato sempre così durante tutto l'anno, per poter evitare i guai che porta all'essere nelle ultime posizioni della classifica a 90 minuti dalla fine. Intanto recupera Galasso il pallone
Osserva il piazzamento dei compagni. Galasso decide di giocare corto da Bergmans viene pressato da Animo Bono e anche da De Murtas, serve Aramu, è vincente la pressione dei giocatori della Nuorese, in particolare ispirati De Murtas e Animo Bono, che con la loro velocità stanno creando non pochi problemi ai portatori di palla della Cosmoto Monastir. Qui Animo Bono perde palla, quindi Pirriottu prova ad alimentare l'azione, il duello tra Aramu e Animo Bono cerca di contrastare l'avversario senza fare fallo. Alla fine arriva il fischio dell'arbitro con le contestuali proteste di Daniel Animo Bono, che dice di non aver commesso fallo, aveva effettivamente le braccia larghe il numero 7 della Nuorese. Aramu con un po' di mestiere è andato giù e ha guadagnato questo calcio di punizione in favore della Cosmoto Monastir. Alla battuta c'è Galasso che lancia in avanti dalle parti di Melis, la sponda per Floris, subentra molto bene nell'azione Pudu, perché Floris aveva preso il tempo a Peana, un po' distratta la difesa della Nuorese in questa circostanza. Sale Aramu per la battuta della rimessa laterale, gioca su Cannizzaro controllato da Pirriottu, prova il gioco di gambe Cannizzaro, si porta il pallone sul sinistro, gli tocca la sfera di Murtas che finisce in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco ancora per la Cosmoto con Aramu che gioca ancora su Cannizzaro al limite dell'area di rigore. Cannizzaro scarica su Aramu che va via, De Murtas riesce a mettere il cross al centro e attento Peana che mette il pallone in calcio d'angolo. Brivido stavolta per la difesa della Nuorese, si infiamma il pubblico di casa col Monastir che prova a chiudere in attacco questo primo tempo con Melis sul punto di battuta di questo calcio d'angolo. C'è anche Cannizzaro, vediamo se i due decideranno di giocare corto. No, Melis sceglie di battere verso il centro, il colpo di testa di Curreli è debole, para con una certa sicurezza Cocozza, non era pericoloso il colpo di testa di Curreli, ma comunque da posizione ravvicinata Cocozza adesso invita i suoi compagni a salire, batterà a lungo il portiere della Nuorese. Verdi azzurri che si sono sistemati in massa nella metà campo avversaria prima di arrivare sul pallone, però è Poddesu che serve Pilloni, da Pilloni a Floris, riesce a girarsi, Floris ingaggia il duello con Peana che gli tocca il pallone, attenzione perché arriva il fischio dell'arbitro che comanda, se non abbiamo errato, il calcio di punizione per la Nuorese, forse non abbiamo capito dove è indicato, ma Cocozza si è impossessato del pallone e dunque fallo in attacco di Floris. Ci sono state scintille tra Luca Floris e Andrea Peana, il fallo in attacco del giocatore del Monastir, si chiariscono i due giocatori e adesso Cocozza può andare a battere questo calcio di punizione quando stiamo per entrare nel 45esimo ed ultimo minuto. Vediamo se ci sarà recupero. È stata una gara molto intensa e con poche interruzioni. Potrebbe anche essere che il signor Spinelli mandi le squadre negli spogliatoi proprio allo scoccare del 45esimo, comunque staremo a vedere. Per ora non abbiamo visto indicazioni di extra time. Altro duello tra Peana e Floris, è tutto regolare, Peana porta la palla nella metà campo avversaria, scarica a sinistra su De Murtas, De Murtas prova a mettere il pallone al centro e attenzione perché questo che doveva essere un cross stava per diventare un tiro pericoloso, faceva buona guardia a Galasso ma comunque la palla è finita non lontana dal suo palo di sinistra. Sicuramente Alessio De Murtas il più pericoloso della Nuorese in questo primo tempo, invece si è messo particolarmente in evidenza sul fronte Monastir Cannizzaro, soprattutto nella prima parte della gara. Qui va a vuoto Rantuccio, rimedia in qualche modo, quindi Tiddia vince il duello aereo, De Murtas riesce a far scorrere per Animo Bono, va a chiudere Rinino, contrastato dal numero 7 della Nuorese, ha preso bene posizione Rinino guadagnando il calcio di punizione. Intanto vediamo se ci sarà una segnalazione di recupero sul nostro cronometro, il 45esimo l'abbiamo già superato, tanto Galasso
la battuta lunga sul fronte di sinistra, cercare Cannizzaro, arriva prima di tutti Pirriotto, poi va vuoto Rinino, Saura mette in movimento De Murtas centralmente a cercare Nicol apre su Puddu, tenta il tiro addirittura da distanza siderale, pallone che entra comunque nelle disponibilità di Dem, che viene chiuso da Poddesu, finisce a terra Poddesu e arriva il primo cartellino giallo anche per un giocatore della Nuorese. Si tratta di Boba Dem per questo intervento in ritardo, non abbiamo visto segnalazione del recupero e arriva adesso il duplice fischio del signor Spinelli, che mette fine a un bellissimo primo tempo giocato con grande intensità, nessun gol. Monastir e Nuorese vanno a riposo sullo 0-0, meglio il Monastir a inizio partita, poi 3 occasioni nel giro di un minuto per la Nuorese. Noi ci fermiamo per un quarto d'ora circa, pausa anche per noi, è stata una gara intensa anche per chi ve la stava raccontando e tra un quarto d'ora circa torneremo per il racconto del secondo tempo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. Il 2, sì. Fate il ricordo che la corsa alla zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi, Cristian! Sì!
Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Rientriamo dal comunale per il secondo tempo della sfida tra Cosmoto, Monastile e Nuorese, primo tempo che si è chiuso sullo 0-0, è stato un primo tempo divertente, intenso, con occasioni da una parte e dall'altra, ci ha provato soprattutto la Cosmoto nelle prime battute con Cannizzaro e Floris, la risposta della Nuorese nel finale del primo tempo con 3 occasioni avute sui piedi di Alessio De Murtas in particolare, ma anche di Nicoli. Intanto occhio al cronometro per l'arbitro
Inizia ora la ripresa, non ci sono stati cambi nelle due squadre, tra poco andremo anche con un riepilogo delle formazioni. Monastir che in questo secondo tempo attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. In verde azzurro la Nuorese che adesso prova a manovrare con Bubadem, subisce fallo il giocatore gambiano della Nuorese che rimane a terra sulla carica di Melis. Allora approfittiamone per dare lettura almeno dei 22 in campo. La Nuorese scende in campo con Cocozza, Peana, Puddu, Tidia, Rantuccio, Pirriottu, De Murtas, Nicol, Dem, Animo Bono e Saura. Attenzione a questo attacco della Nuorese, si distende il Monastir con Selva lancia lungo a cercare Floris, quindi Puddu alza il pallone dalle parti di Nicol che anticipa Rinino, quindi De Murtas prova a lanciare in velocità Animo Bono, la recupera Saura, la posizione dell'argentino è regolare ma c'è l'anticipo di Poddesu, il fallo di Saura, calcio di punizione per il Monastir che scende in campo con Galasso, Aramu, Selva, Rinino, Bergmans, Curreli, Pilloni, Poddesu, Floris, Melis e Cannizzaro. Continua a soffiare il vento, forse meno intenso rispetto al primo tempo, vento che spira da destra verso sinistra, quindi sul fronte d'attacco del Monastir. Intanto Nuorese che prova a giocare questo pallone con De Murtas, anticipato dall'intervento di Aramu che gli mette il pallone in fallo laterale, batte prontamente Pirriottu, altro fallo laterale. Intanto dobbiamo rettificare su Animo Bono, il numero 7 della Nuorese. Non si tratta di Daniel Animo Bono ma di Andrea Animo Bono, classe 2006, in forza alla squadra verde-azzurra. Quindi Dem prova a mettere il pallone verso il centro, blocca tutto Rinino che alza un campanile su cui si avventa per primo Rantuccio. Qui Pirriottu anticipa un avversario, serie di batti e ribatti, non si riesce a mettere il pallone a terra, lo fa adesso la Cosmoto con Melis che mette in movimento Cannizzaro, ancora l'invito per Melis, c'è la chiusura di Peana che mette il pallone in fallo laterale, l'azione in verticale del Monastir, qui ancora Melis verso Cannizzaro pressato da Tidia che riesce a chiuderlo, poi De Murtas non riesce a mettere il pallone fuori, se ne impossessa ancora Cannizzaro, pressato da Tidia che gli mette il pallone in calcio d'angolo. Avvio tutto in attacco per il Monastir che ha maggior necessità di fare gol, di portarsi in vantaggio per operare il sorpasso in classifica sulla Nuorese. Palla messa al centro, TD, attenzione, brividi, perché il numero 4 della Nuorese l'ha girata verso la propria porta, fortunatamente per lui, senza trovare lo specchio. Altro calcio d'angolo per il Monastir, partita forte la squadra di mister Madau. Tanto c'è un giocatore della Nuorese a terra, dentro l'area piccola, si tratta di Peana forse. No, si tratta del numero 11 Saura che zoppica vistosamente, va a presidiare il primo palo l'attaccante argentino della Nuorese. Intanto Melis, traiettoria a rientrare, ci arriva per primo Saura, quindi De Murtas esita un po', poi mette il pallone in fallo laterale. Stavolta il vento favorisce la Cosmoto Monastir, come nel primo tempo invece in alcune circostanze aveva favorito la Nuorese. Qui Selva sulla linea dell'out di sinistra, battuta di Selva a cercare Melis, prova a girarsi su TD a Melis, subentra Selva che poi pretende l'invito per Cannizzaro, chiude tutto Nicol, quindi Rinino alimenta l'azione, Rantuccio la mette fuori, ancora Cannizzaro, il suo cross nella terra di nessuno, finisce direttamente a fondo campo. Respira la Nuorese che recupera palla con Cocozza che sistema il pallone. Vediamo se Cocozza giocherà a corto su Rantuccio che invece sale, quindi va al rinvio lungo il portiere verde-azzurro. Battuta di Cocozza, supera la linea di metà campo, anticipato Animo Bono. Ancora Monastir in possesso con Rinino che lancia in profondità, qui Rantuccio
tenta l'intervento e lascia poi a Cocozza, qui la pressione di Floris, prende il pallone con le mani il portiere della Nuorese. Battuta del numero 1 della Nuorese, palla che stavolta non la supera la linea di metà campo, ma arriva prima di tutti Buba Dem, gli ruba palla a Pilloni, quindi Poddesu lancia in profondità dove c'è Selva, va a fare la guardia a Peana, vince un rimpallo Peana, è anche fortunato il centrale della Nuorese nel mettere questo pallone in avanti. Qui Poddesu in anticipo su Melis, scusate, in anticipo su Puddu, rimessa laterale in favore della squadra verde-azzurra. Tiddia tocca su Puddu, forse il pallone era già uscito, comunque esce adesso. Rimessa laterale per il Monastir. Abbiamo fatto una carrellata sugli altri campi, ma seguiamo in diretta questa azione con Floris fermato da Peana, impeccabile anche stavolta l'intervento del numero 2, qui Dem anticipato regolarmente, Poddesu mette dalle parti di Rinino allarga su Cannizzaro, i giochi di gambe di Cannizzaro che va via un avversario, Cannizzaro, pallone che rimane lì e finisce in calcio d'angolo, sempre pericoloso il numero 11 del Monastir quando parte in velocità. Diciamo, abbiamo fatto una carrellata sugli altri campi, abbiamo visto che tra Sant'Elena e Iglesias è ancora 0-0, situazione di classifica quindi immutata. Intanto cross al centro, il colpo di testa, se non andiamo errati, di Bergmans, palla a fil di palo, ha rischiato la Nuorese al 7° minuto con il colpo di testa non di Bergmans ma di Currelli. Vicino al gol la Cosmoto Monastir che, come nel primo tempo, è partita decisamente meglio rispetto alla squadra di Picconi, che poi ha preso campo con il passare dei minuti. Qui Saura anticipato, Rantuccio alimenta l'azione lanciando in profondità dove c'è De Murtas, anticipato da Aramu, rimessa laterale in favore della Nuorese. De Murtas scambia con Annimo Bono, ancora De Murtas, si ferma, serve Nicol, quindi ancora De Murtas, limite dell'area di rigore, il cross di De Murtas, troppo indietro per Saura che prova a impegnarsi a recuperare il pallone, mette fuori la Cosmoto, quindi Peana non va per il sottile per anticipare Floris, palla che è uscita, rimessa laterale in favore della Cosmoto con Selva che gioca su Pilloni, anticipato da Puddu, che viene aiutato da Dem, quindi Nicol, da Annimo Bono, servito Saura, deve girarsi per recuperare questo pallone, poi non si impegna più di tanto l'attaccante argentino per tenerlo in campo. Si riparte con la rimessa per la Cosmoto, qui Galasso sventaglia in avanti verso Puddu, scavalcato dal pallone Puddu, tenta di tenerlo in gioco Floris, chiede la rimessa laterale il centravanti del Monastir per un possibile tocco di Puddu che l'arbitro non vede, attenzione però perché Puddu di fatto serve Melis, il pallone di ritorno per Floris, si lotta nella tre quarti campo, cerca di mettere ordine Rinino che apre sulla destra, qui l'anticipo di Pirriottu su Cannizzaro, palla in fallo laterale, ancora Monastir in avanti, ancora con Cannizzaro fermato dall'intervento di De Murtas che prova a lanciarsi in avanti, solito duello con Aramu, De Murtas tiene palla, poi finisce a terra, si lotta nei pressi della panchina del Monastir, azione confusa, vediamo cosa decide di fare il guardalinea, segna la rimessa laterale alla Nuorese sul fronte difensivo di sinistra con Antonino Pirriottu, il lancio di Pirriottu dalle parti di Saura, anticipato da due giocatori del Monastir, in due non si può e dunque calcio di punizione in favore della Nuorese che guadagna qualche metro con con Rantuccio che va sul punto di battuta. La battuta lunga di Rantuccio a cercare Dem, l'anticipo
puntuale di Selva che mette in movimento Floris, che manda in avanti per Pilloni, in qualche modo la chiusura di Rantuccio, ma insiste il Monastir ancora con Pilloni, e qui la chiusura di Puddu è provvidenziale perché si era sovrapposto bene Poddesu, che viene servito sul fallo laterale, ci prova Poddesu, palla alta sopra la traversa, non ha aspettato la discesa del pallone Poddesu sulla pressione di Puddu, se non andiamo errati. Non è riuscito a calciare bene il numero 8 della Cosmoto Monastir. Si salva la Nuorese, 0-0, siamo all'interno dell'11° minuto di gioco. Tanto Saura nuovamente anticipato, quindi Melis, il duello con Tidia, va via Melis, trattenuto piuttosto vistosamente da Animo Bono. Finisce anche lui sul taccuino degli ammoniti insieme a Bubadem e insieme a Poddesu e Rinino della Cosmoto Monastir. Lo stesso Rinino va sul pallone. Vengono avanti alcuni saltatori dalla difesa del Monastir, difesa alta quella della Nuorese. La battuta di Rinino verso Curreli, il pallone ancora buono e sbaglia clamorosamente Melis. Qui il pallone finisce in fallo laterale, c'è ancora Poddesu che serve Melis. Melis la mette al centro e Rantuccio spedisce in calcio d'angolo. Ancora Cosmoto pericolosa. Melis ha perso l'attimo della conclusione. Ancora Cosmoto, pallone al centro, Cocozza anticipato, quindi De Murtas la mette fuori, ci prova Rinino, De Murtas gli tocca via il pallone e poi Cocozza non riesce ad evitare il calcio d'angolo e sale anche l'incitamento del pubblico del Comunale di Monastir per questo grande avvio di secondo tempo della squadra di casa. Più rinunciataria alla Nuorese in questi primi minuti. Intanto la battuta a rientrare, palla che arriva dall'altra parte, Melis anticipa Puddu ma non riesce a deviare verso la porta della squadra verde-azzurra. Si riparte dalla rimessa dal fondo, salgono ancora i giocatori della Nuorese con Cocozza che va a rimettere. Battuta di Cocozza, palla che supera la linea di metà campo, anticipato Animo Bono, quindi Puddu, Nicol alza il pallone, qui un contrasto aereo tra Saura e Bergmans, alla peggio il centrale del Curreli, alla peggio il centrale del Monastir che però guadagna un calcio di punizione, quindi Selva gioca all'indietro su Galasso, svirgola ancora Galasso, perfeziona Bergmans, palla che torna alla Nuorese con De Murtas allarga, qui Pirriottu mette verso l'area di rigore, pallone ribattuto, qui De Murtas viene anticipato da Ramu, commette fallo il numero 10 della Nuorese, calcio di punizione in favore della Cosmoto Monastir con Galasso che si avvicina sul punto di battuta. Stava meglio il pallone il portiere del Monastir, alla lunga, troppo lunga per tutti, qui Peana protegge per Cocozza, da un portiere all'altro il rinvio di Cocozza, palla che spiove sul settore di destra, Dem prova il controllo, poi spinge Selva in maniera piuttosto vistosa, calcio di punizione in favore del Monastir sul pallone Curreli, da Curreli a Galasso, Galasso gioca su Bergmans, non preciso il passaggio, c'è la pressione di Saura, il lancio lungo di Bergmans, non ci arriva nessuno e palla che esce direttamente a fondo campo dall'altra parte. Si riparte con una rimessa dal fondo in favore della Nuorese. Quando siamo entrati nel 15° minuto del secondo tempo, ancora 0-0 tra Cosmoto Monastir e Nuorese. In questa gara valida per la 38ª ed ultima
giornata del campionato di eccellenza regionale. In campo terzultima e quartultima, in palio un posto nei play-out. Intanto Animo Bono, anzi De Murtas, si gira bene De Murtas che poi lancia in profondità per Bubadem, troppo in profondità. Selva protegge l'uscita del pallone, anzi si trattava di Pilloni che lascia a Selva la rimessa laterale. Lancio di Selva, Pilloni prolunga verso Floris, l'anticipo di Puddu, quindi Poddesu mette in avanti dove c'è Peana che di sinistro la mette in fallo laterale. Soffre un po' la Nuorese in questo secondo tempo, in questo inizio di secondo tempo. Qui Selva gioca ancora su Pilloni, il contrasto con Puddu, la rimessa stavolta è per la Nuorese con Puddu che va a battere subito su Saura. Saura apre per De Murtas, De Murtas a duello con Aramu, non c'è fallo, non c'è niente, qui la rimessa laterale per la Nuorese. Di infrazioni in questa azione ne abbiamo vista più di una, abbiamo visto falli di mano, abbiamo visto spinte. Evidentemente il signor Spinelli era piazzato meglio di noi e ha deciso per lasciar correre. Intanto non controlla Nicol, arriva in suo soccorso TD, recupera il Monastir con Poddesu che gioca all'indietro su Selva, contrastato dall'intervento di Animo Bono che guadagna l'area di rigore. Selva in scivolata, prendendosi anche qualche rischio, va a chiudere il suo Animo Bono che guadagna un prezioso calcio d'angolo. Si rivede la Nuorese in avanti in questo secondo tempo. Siamo al 17° minuto, Pirriottu dalla bandierina, Pirriottu con una soluzione a rientrare di sinistro, viene avanti Peana, viene avanti Rantuccio, la battuta al centro di Pirriottu sul primo palo, la gira Peana, palla sull'esterno della rete. Si riparte con una rimessa in favore della Cosmoto Monastir. Gioca a corto Galasso verso Aramu, da Aramu a Cannizzaro, Cannizzaro gioca all'indietro su Curreli che poi lancia lungo in una zona dove non ci sono maglie bianche, si impegna Melis nella rincorsa del pallone, mette pressione a Pirriottu e guadagna la rimessa laterale. Arriva Aramu per la battuta, Aramu gioca su Melis, da Melis a Cannizzaro, ancora per Aramu, cerca un varco la Cosmoto per mettere un cross verso il centro dell'area. Qui Cannizzaro punta a Pirriottu che lavora bene con il fisico e rilancia in avanti in una zona dove non ci sono maglie verde e azzurre, troppo lontano Saura, agevolmente anticipato da Selva, ma siamo già dall'altra parte con Cocozza che ha fatto suo il pallone. Il rilancio di Cocozza a cercare Saura, riesce stavolta a stoppare il pallone l'argentino ma non a servire un compagno. Attenzione perché adesso può ripartire la Cosmoto con Pilloni, Pilloni va via Peana, Pilloni è solo, il tiro di Pilloni, palla sul fondo, ma che occasione per la Cosmoto, aveva fatto tutto bene Nicola Pilloni, aveva saltato Peana, si era presentato davanti a Cocozza, ha allargato troppo il piattone e proprio Pilloni lascia il campo. Adesso primo cambio per il Monastir, entra Riccardo Pulcrano, uno dei prodotti più interessanti del settore giovanile del Monastir. Suo il gol nel quarto di finale del campionato juniores contro la Montepone Iglesias, un gol che non è servito per la qualificazione in semifinale, ma comunque un giocatore interessante, non cambia nulla nello scacchiere di mister Madau. L'occasionissima per la Cosmoto Monastir con Pilloni. Adesso prova a reagire la Nuorese, qui Aramu, l'anticipo, subentra Nicol, quindi Rinino, arriva Animo Bono, Melis, mette ordine il tiro di Melis, attenzione, dalla lunghissima distanza, Cocozza era al limite dell'area, ha provato a beffarlo con il tiro da fuori Luca Melis, altro rischio per la Nuorese, altra grande occasione per la Cosmoto. Si resta sullo 0-0, ma
sta rischiando davvero tanto la squadra di Picconi. Qui il fallo su Pirriottu, le proteste dei giocatori della Cosmoto Monastir. Prova a ripartire la Nuorese, che forse sta soffrendo più del dovuto il fattore vento. Qui la battuta di Rantuccio dalle parti di Saura, anticipato quindi Pulcrano, prova a mettere giù il pallone, ci riesce invece Animobono, la pressione di Pulcrano, palla che torna indietro, c'è Rantuccio che lancia in avanti, intercetta Ramu che poi si lancia in contropiede. Qui attenzione perché arriva il cartellino giallo anche per Pirriottu per questa vistosa trattenuta su Aramu. Calcio di punizione per il Monastir, la battuta lunga a cercare Floris, chiude Rantuccio ma l'arbitro ferma il gioco, si dovrà ripetere, stava ancora appuntando il nome del giocatore ammonito. Pirriottu che fa compagnia a Bubadem e Animobono sul fronte nuorese, Rinino e Poddesu gli ammoniti della Cosmoto. Intanto sale Galasso per la battuta di questo calcio di punizione, la sventagliata verso sinistra, la sponda di Pulcrano a cercare Floris, non riesce ad arrivare sul pallone che finisce a fondo campo. Cocozza sistema il pallone, tenta il rinvio contro Vento Cocozza, buon rinvio che arriva verso il centrocampo. Qui la sponda di Demmi, il colpo di tacco di Saura che prova a tornare sul pallone, contrastato regolarmente da Poddesu che poi va via a tre avversari. Poddesu si prende il pallone anche da Melis, servito Pulcrano, stop difficoltoso quello del numero 19, pescato peraltro in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione per la Nuorese, aveva comunque chiuso bene Puddu sul numero 19 della Cosmoto Monastir. Va Peana sul punto di battuta, battuta lunga di Peana a cercare Saura, ci arriva invece Bubadem con un braccio secondo l'arbitro. Calcio di punizione in favore della Cosmoto, Currelli sul pallone. Currelli per Rinino, ancora su Currelli, lancio lungo a cercare Pulcrano, ingaggia il duello con Puddu, Pulcrano che prova a tenere in campo il pallone, non ci riesce, la rimessa laterale è per la Nuorese. Minuti di gioco 23 nel corso della ripresa, qui perde palla Tiddia, è tutto regolare, la recupera Poddesu, c'è un giocatore della Nuorese a terra, qui De Murtas fa rimbalzare il pallone su Poddesu, non lo vede né l'arbitro né il guardalinea, la rimessa è per il Monastir mentre Tiddia resta a terra. Melis a colloquio con l'arbitro, intanto movimenti ancora sulla panchina della Cosmoto Monastir, tutto fermo sul fronte opposto. Selva, interviene Puddu che mette fuori, c'è Rinino, Rinino allarga sulla destra per Aramu, il cross al centro di Aramu, troppo lungo per tutti anche per Selva che si era impegnato a rincorrere questo pallone. Si riparte da Cocozza, rinvio di Cocozza nella zona di TD anticipato da Poddesu, quindi Pulcrano di prima intenzione, arriva Peana, mette in fallo laterale, soffre la Nuorese in questa fase del match con il Monastir proteso in avanti. Qui attenzione a Melis, Melis va via un avversario, chiude Nicol, mette il pallone in calcio d'angolo. Adesso i padroni di casa stanno arrivando con una certa facilità nei pressi dell'area di rigore della squadra verde-azzurra. La battuta a rientrare di Melis, il colpo di testa di Saura, quindi Animobono prova, anzi De Murtas prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce.
altra rimessa per la Cosmoto, ancora Selva sul punto di battuta. Selva gioca sul capitano Melis, va via molto bene Melis, il pallone di ritorno di Cannizzaro, Melis, la chiusura di Peana, altro calcio d'angolo per la Cosmoto Monastir. Sale la pressione della squadra di casa a cui il pareggio non serve. Melis e Cannizzaro sul pallone. La battuta di Melis a rientrare, palla direttamente fuori dall'altra parte, rumoreggia il pubblico per un possibile contatto al centro dell'area di rigore, non dello stesso avviso il signor Spinelli. Cozza, il lancio lungo, vediamo se Dem riesce ad arrivare sul pallone, viene anticipato da Pulcrano, poi il duello tra Dem e Poddesu, attenzione, cartellino rosso per Poddesu, questo duello con Buba Dem, ha commesso fallo il numero 8 e per lui arriva il secondo giallo, Monastir in 10. Svolta importante per questa partita al 27° minuto del secondo tempo, le proteste di Melis. Una palla alta contesa, è arrivato prima Bubadem, Poddesu arriva in ritardo, attenzione perché ha un gesto di stizza il numero 8 nell'abbandonare il campo. Nuorese in superiorità numerica e vediamo se questo episodio scuoterà la squadra di Francesco Picconi, che ha avuto un atteggiamento troppo passivo in questo secondo tempo. Sicuramente meglio il Monastir, che ha avuto anche le sue occasioni. Tanto Dem riceve dentro l'area di rigore, ancora Dem prova a girarsi su due avversari, Dem va via a due avversari. Poi palla al limite dell'area, servito Pirriotto, ha spazio per concludere Pirriotto che va con il destro, ci sono delle deviazioni, palla che esce in fallo laterale, prende coraggio la Nuorese dopo l'espulsione di Poddesu che ha lasciato il Monastir in 10 uomini. Si rivede in avanti la squadra verde-azzurra con Puddu che va a battere questa rimessa laterale, servito Bubadem, ancora Puddu contrastato da Melis, altra rimessa laterale in favore della Nuorese. Puddu gioca su Saura che lascia scorrere, non sappiamo quanto volontariamente, rinvia la difesa del Monastir, quindi Rantuccio prova a rimetterla dall'altra parte, quindi Pulcrano al volo, diventa un assist per Rinino, avanza ancora la Cosmoto con Rinino che scarica su Aramu, Aramu tenta ancora uno scambio, si chiude bene la Nuorese che prova a ripartire con animo buono, provvidenziale la chiusura di Bergmans che mette il pallone in fallo laterale, rimessa per la Nuorese che prova a guadagnare metri con Nicol, il suo passaggio per Saura, la chiusura ancora una volta di Bergmans, quindi il fallo ai danni di Melis, il calcio di punizione per la Cosmoto. Melis fa correre Rinino sul settore di destra, Rinino la mette al centro, troppo su Cocozza, troppo lungo per Floris, sfuma anche questo tentativo d'attacco della Cosmoto Monastir. Quando siamo al 29esimo il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Cosmoto e Nuorese. Qui Rinino la mette in avanti, Pirriotto, De Murtas, serve Saura, Saura ha spazio per girarsi, va via a un avversario, ci prova Saura, palla che finisce sul colpo di Currelli, la recupera Melis, inseguito proprio dall'attaccante argentino che prima rischia il fallo e poi lo commette, arriva il cartellino giallo anche per Maximiliano Saura per questo fallo sul capitano della Cosmoto Monastir, che comunque nonostante l'inferiorità numerica continua a fare la partita, continua a cercare quel gol che potrebbe ribaltare la situazione in campo. Melis gioca a sinistra su Pulcrano, attenzione allo scambio tra Floris e Pulcrano, Pulcrano ha spazio per il cross, troppo su Cocozza, non ci arriva in tempo Selva.
Sfuma quest'altro attacco della Cosmoto Monastir. Il rinvio di Cocozza, lo stop perfetto di Animo Bono che serve De Murtas, il gioco di gambe su Rinino, ancora De Murtas che serve Animo Bono, dialogano i due, De Murtas, area di rigore, chiuso dall'intervento di un difensore della Cosmoto Monastir, scintille tra De Murtas e Bergmans se non andiamo errati, quindi TD alimenta l'azione della Nuorese, Dem fermato irregolarmente da Selva. La carica del terzino sinistro della Cosmoto Monastir, il calcio di punizione in favore della Nuorese. Rimane a terra Dem, prova a guadagnare qualche secondo prezioso la squadra barbaricina in superiorità numerica, ma che si ritrova un po' a difendere un risultato favorevole. Nuorese che comunque dovrebbe cercare in ogni caso di fare sua la partita. Intanto sul punto di battuta Buba, Dem e Peana, anzi si tratta di Nicol e Peana, vediamo se cercheranno direttamente la porta avversaria, così non è palla sinistra per Pirriottu, il Pirriottu punta a Ramu, riesce a mettere il cross, Galasso non trattiene e poi ci prova Saura e anche Nicol si chiude in qualche modo la difesa del Monastir. È mancato forse quel pizzico di decisione sia a Saura che a Nicol. Qui il fuorigioco di ritorno dell'attaccante argentino non visto dall'arbitro. Arriva il fischio del direttore di gara, non per il precedente fuorigioco ma per questo fallo di Saura. Aveva provato a far correre per il vantaggio il signor Spinelli, poi si è fermato e ha segnato il calcio di punizione alla Cosmoto Monastir. Quando siamo al 32esimo minuto di gioco, Rinino apre sulla destra dove c'è Canizzaro che non ha un buon controllo, palla che finisce in fallo laterale, già battuto, c'è Nicol, rischia qualcosa Nicol che poi riesce a tenere il possesso del pallone, a scaricarlo su Animo Bono, lungo linea per De Murtas riesce ad andare via, il duello con Aramu, De Murtas la tocca indietro per Animo Bono, provvidenziale la chiusura di Currelli che ci mette la punta e mette in fallo laterale. C'è un altro cambio alle viste, stavolta per la Nuorese. Entra il numero 13 Gabriele Di Nardo e lascia il campo Maximiliano Saura. Mister Picconi decide di rinunciare al centravanti di peso, attacco leggero per la Nuorese, altro giocatore rapido, Gabriele Di Nardo, che va a sistemarsi sul settore di destra del fronte d'attacco verde-azzurro. Vediamo se ci sarà una contromossa di Madao. Qui Pirriottu la mette al centro, Di Nardo deve rincorrere questo pallone, lo lascia a Puddu, Puddu si porta il pallone sul sinistro, lo mette dall'altra parte dove c'è Dem, ma c'è prima di lui Galasso che prende la palla, rinvia prontamente dalle parti di Floris, troppo lungo, anche se con grande generosità Floris è andato a rincorrere questo pallone. La rimessa laterale è per la Nuorese, con Puddu sul punto di battuta. Qui Selva cerca di alimentare l'azione, Nicol, Tiddia, ancora Selva, non si capiscono due giocatori del Monastir, quindi Buba Dem, Buba lancia verso sinistra a cercare De Murtas, si sovrappone nel frattempo Pirriottu, De Murtas osserva il piazzamento dei compagni, poi scarica su Pirriottu, la pressione di Aramu, fallosa secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore della Nuorese, 35esimo in corso qui al Comunale di Monastir, ancora 0-0 tra Cosmoto Monastir e Nuorese. Monastir che con l'uomo in meno ha allentato la sua pressione, anche se cerca comunque di fare la partita. Nuorese che ancora non è riuscita ad approfittare di qualche spazio in più che adesso c'è. Tanto Pirriottu recupera questo pallone, lo mette al centro per Di Nardo, il suo colpo di testa finisce in fallo laterale. Ci ha ingannato la prospettiva, sembrava decisamente migliore la
conclusione del numero 13, qui Selva, Di Nardo, Puddu, lancia verso Bubadem, anticipato, quindi Rinino mette in movimento i suoi, la chiusura di Pirriottu su Cannizzaro, quindi Puddu alza un altro pallone dalle parti di Bubadem, quindi Melis, l'anticipo di Di Nardo, Dem, il suo tiro, Galasso! Che parata questa di Enrico Galasso, che ha alzato la palla del tanto che basta per evitare il gol. Grande conclusione di Bubadem, pericolosissima la nuorese. Salva il risultato Enrico Galasso, calcio d'angolo per la squadra verde-azzurra con De Murtas sul pallone. La traiettoria di entrare di De Murtas che finisce in fallo laterale, neanche a fondo campo. Respira il Monastir, sospiro di sollievo per la squadra di Madao, che dunque resta in corsa grazie al grande intervento di Galasso su Dem. Qui pallone che non scende, qui un contrasto aereo tra Dem e Selva, se no si tratta di un altro giocatore, forse di Melis. Testa contro testa, ha avuto la peggio proprio Luca Melis. Va a terra anche Bubadem, chiamata l'attenzione anche dalla panchina della nuorese. Tanto continuano i movimenti sulla panchina del Cosmoto Monastir. Vediamo se mister Madao getterà qualcuno nella mischia in questo finale. Mentre apprendiamo del vantaggio del Sant'Elena sulla Monteponi, del doppio vantaggio del Sant'Elena sulla Monteponi, a questo punto la squadra bianco-verde aggancerebbe la nuorese in classifica a quota 34 punti, mentre come prevedibile è in vantaggio il Lanusei sull'Arbus, ma è in vantaggio anche il Lipunti sul Bosa. Dunque al momento Lanusei ai play-out con il diritto di poter giocare la gara di ritorno in casa e la gara d'andata ovviamente in trasferta, e ovviamente a parità di gol di potersi salvare in virtù della miglior posizione in campionato. L'altra squadra al momento con questi risultati verrebbe fuori da uno spareggio in gara secca tra la nuorese e il Sant'Elena, mentre alla Cosmoto Monastir serve un gol per poter ribaltare una situazione che al momento è decisamente sfavorevole. Intanto siamo entrati nel 39esimo minuto, chiaramente questo episodio allungherà un po' l'extra time. Intanto cambia le viste per il Monastir perché non ce la fa Melis, vorrebbe lasciare il campo il numero 10, anzi l'ha già fatto. Sotto la nostra postazione al suo posto abbiamo con il numero 23 Alessandro Sanna. Vediamo se cambierà qualcosa nell'assetto della Cosmoto Monastir, ancora non si riprende a giocare. Si attende il fischio del signor Spinelli, che deve autorizzare anche il rientro in campo di Dem. Qui Galasso lancia in profondità verso Selva, rincorre il pallone Selva che prova a metterlo di prima e guadagna un calcio d'angolo sul tocco di Di Nardo. Calcio d'angolo in favore della Cosmoto Monastir. Pallone messo al centro, Cocozza scavalcato, per sua fortuna la palla scavalca anche la traversa e finisce sul fondo. Brivido per la nuorese. Poco più di 5 minuti più recupero da giocare qui al Comunale, ancora 0-0 tra Cosmoto Monastir e Nuorese.
c'è il rinvio di Cocozza, palla che spiove nei pressi della linea di metà campo, il vento ne sporca un po' la traiettoria, qui Pulcrano prova ad andare via, subentra Tidia nell'azione, qui non c'è fallo, c'è rimessa da fondo campo, si lamentano i giocatori del Monastir per questo possibile intervento su Currelli in proiezione offensiva. Tanta attenzione perché arriva il cartellino giallo per Cocozza, reo di perdita di tempo. Altro ammonito in un finale sicuramente teso. È chiaro che la posta in gioco ha reso meno bella la ripresa dopo un primo tempo invece molto gradevole, in cui le due squadre non si sono risparmiate, si sono sfidate davvero a viso aperto. Qui Tidia contro Pulcrano che alza questo campanile, il colpo di testa a cercare Floris, la mette via Peana in collaborazione con Puddu, quindi Dem va via, Dem a Selva, prova a far valere la velocità il giocatore gambiano, non abbocca Selva che mette il pallone in fallo laterale, Nuorese che respira, si riporta in zona d'attacco con Puddu che batte questa rimessa dalle parti di Di Nardo, si gira bene Di Nardo che poi non riesce a controllare bene questo pallone regalando la rimessa laterale al Monastir. Battuta lunga a cercare Floris, il duello di Floris con Peana, Peana e Floris a duello, alla meglio Peana che gli tocca il pallone in fallo laterale, la rimessa è per la Cosmoto, lo stesso Floris gioca su Pulcrano, Pulcrano gioca ancora su Floris, il cross a rientrare, si butta Cocozza per i fotografi come si diceva un tempo, per una conclusione che è finita ben oltre la traversa della sua porta. Il rinvio del portiere della Nuorese, ancora il vento a sporcare la traiettoria, qui Dem riesce a mettere giù ancora forse con un braccio, è la seconda volta che Buba Dem viene graziato per questi tocchi volontari con il braccio. Dem deve stare attento perché già ammonito. Qui Selva gioca su Pulcrano, Pulcrano tenta di andare via a Puddu che controlla molto bene, rimessa Nuorese con la battuta lunga di Puddu, il colpo di testa di Sanna a mettere il pallone in fallo laterale, guadagna qualche metro la squadra verde-azzurra. Qui Puddu gioca corto su Nicol, si gira Nicol, gioca su Rantuccio, da Rantuccio a De Murtas, era troppo avanti Animo Bono, qui prova a ripartire la Cosmoto Monastir con il passaggio per Pulcrano, Floris lo aveva cercato molto bene, anticipato non Pulcrano ma ovviamente Cannizzaro. Intanto forse un cambio per la Cosmoto prima della ripresa del gioco, no, il cambio è per la Nuorese. Dovrebbe essere il turno di Loi che prende il posto di Animo Bono, un 2004 per un 2006. Buona gara quella di Animo Bono, soprattutto nel primo tempo la sua vivacità e quella di De Murtas hanno creato qualche difficoltà alla difesa della Cosmoto Monastir. Si riparte dalla rimessa laterale in favore della Cosmoto sul pallone Aramu. Si fa vedere anche Lorenzoni che è entrato in campo in questo finale, non ci siamo accorti di questo cambio. Intanto ancora Lorenzoni va a duellare sulla linea, Di Nardo la mette fuori, qui tentativo di rovesciata e sul rimpallo Nicol rischia qualcosa, l'ultimo tocco forse di Lorenzoni, pericolosa in maniera quasi casuale la Cosmoto Monastir. Tanto siamo nel 45esimo ma non abbiamo visto segnalazioni di recupero, cercheremo di stare attenti alla segnalazione dell'extra time mentre c'è il rinvio di Cocozza dalle parti di De Murtas che protegge bene questo pallone servendo il Buba Dem, attenzione perché il pallone è buono per Alessio De Murtas che si allunga troppo il pallone, si dispera De Murtas perché
questa era un'ottima occasione per la Nuorese. Qui il rinvio di Galasso, ancora dalle parti di Floris, Puddu va a vuoto, Floris riesce a controllare il pallone, entra in area Floris, il pallone al centro, Cocozza ci arriva, non è riuscito a mettere un cross teso Luca Floris, agevolando il compito al portiere della Nuorese. Intanto abbiamo visto la lavagnetta del Monastir a bordo campo, ma non siamo riusciti a capire se si trattava del recupero o di un altro cambio. Intanto siamo già tornati con Pirriottu che gioca su Loida, questi a De Murtas. De Murtas prova ad allungare la falcata, servito lui che non riesce a controllare il pallone. Contro Sole facciamo un po' di fatica a riconoscere il numero 10 con il numero 18. Comunque il gioco che riprende dal Monastir con Lorenzoni che non riesce a indirizzare verso un compagno, pallone che si impenna, Bergmans anticipa Bubadem, quindi Curreli, Tiddia, pallone che non scende, ancora la Nuorese con Rantuccio, quindi Tiddia, parti di Sanna, Sanna allarga nella zona di Floris, altro duello tra Floris e Puddu, Floris prova a guadagnare l'area di rigore, c'entra in questo momento Floris, il gioco di gambe, pallone al centro, viene murato da Puddu, ma ancora Monastiri in avanti con Pulcrano, Pulcrano, il gioco di gambe, riesce a mettere il pallone al centro, troppo su Cocozza, nessun problema per il portiere della Nuorese che poi prova a far scorrere qualche secondo. Mentre il nostro cronometro dice 47esimo minuto in corso, non abbiamo visto l'entità del recupero ma potrebbe essere cospicuo, un po' per i cambi, un po' per l'episodio che ha visto coinvolti Buba e Melis con il giocatore del Monastir che ha avuto la peggio. Intanto Pulcrano bloccato da Tiddia, Pirriottu spedisce in avanti senza troppi complimenti, quindi Bergmans dalle parti di Rinino, di tacco per Canizzaro, chiuso da Pirriottu che fa valere il fisico, arriva anche Sanna, Pirriottu prova a disimpegnarsi, lo fa bene, servito Nicol, da Nicol a Buba, ha spazio la Nuorese per il contropiede, viene avanti la squadra verde-azzurra, il lancio sulla destra dove c'è Dinardo, Dinardo deve impegnarsi a rincorrere questo pallone, non ci riesce, il numero 13 può ripartire la Cosmoto Monastir con Currelli che gioca all'indietro per Galasso, ultimi palpitanti minuti di partita con Galasso che gioca su Lorenzoni, la sponda finisce sulla testa di Rantuccio, Lorenzoni anticipa a Tiddia, quindi Peana in maniera rugbistica a spedirla verso l'area di rigore della squadra di casa, poi Curreli, pallone per Pulcrano che non riesce a tenere il pallone in campo, fasi concitate della partita, adesso subentra stanchezza, subentra confusione, Nuorese che cerca di condurre la nave in porto, Monastir che cerca invece con gli ultimi tentativi di cambiare questo risultato che gli è assolutamente sfavorevole e che potrebbe valere la retrocessione. Intanto la rimessa è per il Monastir, viene battuta prontamente da Sanna, palla per Lorenzoni, ancora Peana che non va per il sottile, quindi De Murtas, ottimo aggancio di De Murtas che ingaggia il duello con Rinino, deve girarsi, quindi Pirriottu contro Bergmans, quindi la palla arriva a Loi, non c'è fallo, quindi Nicol, caparbiamente Sanna contro Nicol, non c'è fallo, arriva il numero 4 Tiddia sul pallone, servito Loi, fermato da Floris in collaborazione con Aramu, Aramu che spedisce in profondità dove c'è Cannizzaro, attenzione all'1 contro 1 con Peana, ancora puntuale la chiusura del giocatore della Nuorese. Pubblico in fermento, ovviamente siamo davvero vicini al traguardo. Qui Lorenzoni ricama questo pallone, lo mette nella zona di Floris, inseguito da Bubadem, inseguito anche da Puddu. Floris di mestiere guadagna un calcio di punizione e questa è una grande opportunità, forse l'ultima, siamo a meno di 25 metri, posizione centrale, calcio di punizione per la Cosmoto Monastir, sul pallone Manuel Rinino e Cocozza va a sistemare la barriera, mentre siamo al 50° minuto di gioco. Una delle ultime possibilità, forse addirittura l'ultima, per la Cosmoto Monastir, per trovare il gol del vantaggio che darebbe qualche speranza di salvezza alla squadra di Madau. Va a sistemare la barriera Cocozza,
Sul pallone Rinino, ma non è il solo, c'è anche Sanna con il numero 23 e forse Cannizzaro, numero 11. Vediamo chi si incarica della battuta. Arriva il fischio, parte Rinino, Cocozza respinge, questa è una grande parata. Qui Pirriotu lancia in avanti per De Murtas, la nuorese può distendersi in contropiede, fermato lui che comunque riesce a tenere il possesso del pallone. De Murtas lancia in profondità dove c'è Di Nardo, forse con un braccio esce Galasso, mette fuori il pallone che viene fermato da Currelli che prova a far proseguire sul numero 19 Pulcrano. È fortunato Puddu che con un rimpallo guadagna la rimessa laterale. Si gioca ancora, siamo al 51esimo a Monastir, ancora 0-0 tra Monastir Cosmoto e Nuorese. La rimessa battuta dalla squadra verde-azzurra che torna in possesso palla con Nicol che sbaglia tutto. L'apertura su De Murtas che comunque con grande generosità riesce a tenere questo pallone in campo. De Murtas prova a ingaggiare un duello con due giocatori del Monastir. Bergmans lo mette giù, la rimessa è per il Monastir. Bergmans batte prontamente su Rinino, contrastato da Tidia. Arriva il giallo anche per Alberto Tidia per questa entrata in gamba tesa su Rinino che rimane a terra. Abbiamo superato anche il 50esimo minuto. Vediamo se ci sarà ancora da giocare. Non abbiamo visto la segnalazione del recupero, forse non è stata neanche resa nota. È una cosa che sanno in campo ma che non sappiamo noi in tribuna. Intanto tutto il Monastir in avanti, tutta la Nuorese indietro per questo rinvio di Galasso verso la tre quarti della Nuorese. Il rinvio di Galasso dalle parti di Pulcrano che controlla male e arriva il triplice fischio che consegna un ottimo risultato per la Nuorese che blocca il Monastir sullo 0-0 nel suo campo e guadagna la possibilità di proseguire la sua stagione nella post-season. La disperazione di un generosissimo Monastir che oggi ha giocato una grande partita, che ha creato le sue occasioni, soprattutto in apertura di primo tempo e in apertura di secondo tempo. Ha forse risentito dell'inferiorità numerica per l'espulsione di Poddesu. Monastir che ha giocato una grande partita e che oggi saluta però il campionato di promozione, non certo per quanto fatto vedere in questa partita, ma per quanto fatto vedere forse nel resto del campionato. La Nuorese ottiene un prezioso pareggio che dovrebbe portarla allo spareggio con il Sant'Elena e poi eventualmente in caso di vittoria ai play-out contro il Lanusei, ma sono tutte cose che andremo a vedere con calma a fine partita. Per adesso non mi resta che ringraziare tutti voi che ci avete seguito dalle pagine della Nuorese Calcio, di Directa Sport e di Radio Nuoro Centrale, la radio che da 46 anni racconta il territorio di Nuoro e provincia. Gli ultimi ringraziamenti sono per i miei compagni di viaggio, Alessandro Fares alle immagini, Simone Satta alla regia. A tutti voi un buon proseguimento di serata con la programmazione di Directa Sport Live TV. And